fedeli, io ho detto questo tema che mi è rimasto a cuore durante tutto questo periodo di Natale, perché poi ho voluto leggerlo in tutte le dimensioni, anche nella dimensione per quanto riguarda la nostra Chiesa, per quanto riguarda la nostra società, per quanto riguarda anche l'aspetto ecologico, e quindi è un invito a riflettere e a capire come Dio si è manifestato nella storia, e insistendo su quel bambino avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia, di affrontare tutti i problemi a partire da questa realtà di tenerezza, si potrebbe anche dire di grande compassione di Dio nei confronti degli uomini, da mandare suo figlio perché noi abbiamo a trovare senso alla nostra vita. Quindi io spero di dare queste indicazioni, ma che sono sentimenti che io provo dentro di me dal cuore, che sono mediati poi dalla mente, dalla razionalità, e che poi esigono anche una operosità, una testimonianza nella vita pratica. Ho scelto di fare gli auguri di Natale a tutti voi e a ciascuno di voi proprio da un fonte battesimale, quello che si trova nella chiesa di San Nicolò qui in città. E ho scelto proprio il fonte battesimale anche riferendomi ad una bella preghiera che ho incontrato in questi giorni celebrando la messa. E si dice, alla conclusione dell'Eucarestia, si dice: la partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita. Ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guida ai beni eterni. Ecco, mi ha colpito di questa preghiera innanzitutto il riferimento al sacramento. Io ho immaginato che il sacramento dell'Eucarestia sia molto più ampio della semplice celebrazione. È il sacramento della Chiesa che si riunisce, è il sacramento della parola che diventa pane, è il sacramento anche dei poveri, che sono gli invitati quando quelli che erano invitati ufficialmente hanno rifiutato. E allora questo sacramento che noi celebriamo, questo incontro che noi celebriamo nell'Eucarestia, ci rende capaci di comprendere, rivela il senso cristiano della vita. Ecco, in questo secondo me dobbiamo fare un passo alla luce dell'esperienza natalizia e del Natale che celebriamo insieme. Vivere il Natale vuol dire proprio riscoprire il senso cristiano del nostro agire, del nostro operare, del nostro incontrarci all'interno di una parrocchia o di un gruppo, del nostro impegno di formazione, del nostro ascoltare il Vangelo. Il mio augurio allora è proprio questo, che questa esperienza del Natale ci aiuti a riscoprire il senso cristiano della vita, così come i sacramenti ci propongono ogni volta che noi li celebriamo. Buon Natale a tutti, ma in particolare a coloro che si trovano dispersi, che hanno in questo momento un po' di incertezze, che hanno la sensazione di non avere un orientamento verso il quale camminare, di non avere una stella alla quale poter guardare. Buon Natale a tutti. Non sarà un Natale sereno per molti bellunesi, in trepidazione in questo periodo per i problemi legati alle crisi aziendali che hanno travolto la provincia. Dobbiamo rivedere il senso di comunità, dice il vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni. Il lavoro, come vediamo, scombina non solo una famiglia, non solo la persona singola, il lavoratore, scombina una comunità, scombina un territorio, un distretto, e a catena ciò che arresta o ostacola il lavoro anche di alcuni dipendenti, che non sono alcuni ma sono un numero troppo considerevole. Quindi questo Natale è caratterizzato da un farsi carico tutti, di un'attenzione, di una premura e anche di una solidarietà verso chi è più direttamente coinvolto. Tutti abbiamo bisogno di dignità, di una dignità di cittadinanza, dice Monsignor Marangoni, che rivolge il suo augurio particolare ai lavoratori in difficoltà. È un appello ed è quasi una chiamata ad essere tutti presenti e tutti tenerci capaci di guardare con più progettualità il futuro. Ci interpella tutte le istituzioni, tutte le realtà, questa situazione qui. Dobbiamo imparare di più l'arte di progettare insieme, di farci un'idea comune anche del lavoro, aggiunge Don Renato. Qui probabilmente ci sono anche ci sono aspetti che nel passato
colti dalla necessità di sviluppare posti di lavoro, eccetera, non hanno permesso una capacità di guardare insieme la situazione, di vedere quali sono il vero potenziale, quale può essere invece un aspetto fragile che bisognava invece considerare meglio, e quindi le responsabilità sono di tutti e molti a diverso livello. Infine l'augurio di rinascita e di speranza. Buon Natale, ricambio, e vorrei che proprio entrasse dentro di noi i nostri vissuti e ci desse un attimino di fiducia. Meglio l'apertura di un lungo tratto funzionale per il territorio che inaugurazioni multiple di piccoli segmenti. Sotto l'albero il governatore del Veneto Luca Zaia piazza un bel pacchetto con tanto di fiocco. Dentro c'è l'apertura di un nuovo tratto della strada pedemontana veneta nel settore che collega il Bassanese e l'Alto Vicentino. Abbiamo deciso, potevamo aprirne un pezzetto a fine anno, abbiamo deciso di non aprirlo e aprire un grande tratto a inizio dell'anno. Adesso non so i mesi, va da febbraio a marzo, siamo pronti ad aprire un tratto importante. Proprio la strada pedemontana veneta è stata al centro del bilancio del lavoro svolto in questi anni, che il governatore ha portato all'attenzione dei media nell'ultima conferenza stampa di fine anno di questo suo mandato. Potrei parlare all'infinito di infrastrutture, però ci interessa dire un paio di cose e ve la faccio breve. La pedemontana la chiudiamo come infrastruttura per il 31 dicembre 2020. Mancherà l'appello alla Galleria di Maro, che sono 6 chilometri. È stata, vi ricordo, sequestrata e dissequestrata 3 volte. Mi spiace per quelli che tifano sempre che le robe vadano male, ma è stata dissequestrata. Mi spiace per quelli che comunque continuano con le ingiurie e la diffamazione su un'infrastruttura che è di tutti, che non è una mia invenzione. Io sono semplicemente colui che si è trovato a traghettarla in un momento di difficoltà. Abbiamo ereditato un cadavere eccellente, come dico spesso, l'abbiamo rivitalizzata e oggi in realtà avete visto dei tratti, non sono dei rendering fatti in digitale, quelle sono strade vere, asfalti veri della pedemontana veneta che abbiamo aperto i primi 10 chilometri, come voi sapete. Il picco è stato di 144 cm d'altezza sul medio mare alle 9:40 e ha allagato circa il 64% di Venezia. Nemmeno all'antivigilia di Natale l'acqua alta ha concesso tregua ad una città che mai come quest'anno ha visto la marea salire così tanto e così tante volte. Dopo l'incubo acqua alta di novembre in molti a Venezia avevano pensato che di questo fenomeno in città non si sarebbe più parlato per un bel po'. Invece anche questa mattina Venezia si è svegliata sott'acqua. Secondo il centro maree del comune, a memoria d'archivio non si era mai vista una cosa del genere. Dal 1872 ad oggi solo una volta c'erano state 2 acque alte superiori ai 140 centimetri in un anno. Tra novembre e dicembre 2019 invece ce ne sono già state 6 e la 7ª sarebbe pronta ad arrivare tra poche ore. Stamattina il negozio entra a 1,34, quindi il livello più o meno dove vediamo qui sotto 10 centimetri 15. Però fortunatamente non è salita così tanto da andare tanta cosa sotto, ecco, abbiamo salvato tutto quello che c'era da salvare. La Protezione Civile ha messo sul campo decine di volontari che hanno agito in sinergia con il centro operativo comunale della polizia locale. I veneziani comunque non si scompongono troppo. Oramai ci ha fatto l'abitudine al fatto che c'è l'acqua. L'acqua alta sì, così alta è molto alta, è molto frequente, quindi... E di Venezia? Sì. E così tanti giorni di acqua alta ne aveva mai visti? Tutti di fila così alta no. Il fatto che cresca e cali così rapidamente, cosa significa secondo lei? Secondo me è dovuto alla restrizione che ha subito, conoscendo un po' la laguna, la restrizione che hanno subito le bocche di porto, con la creazione di isole artificiali in Mezzaria, sul Mose, in San Nicolò del Lido. Siamo usciti proprio con l'acqua fino qua. Ah, addirittura? Sì, perché vicino, dov'è Isaac, vicino a Rialto, era proprio... Santa Ponale è più bassa la riva. E quindi vi è entrata l'acqua negli stivali? È entrata l'acqua negli stivali. La sensazione? Vabbè, appena poi trovi un posto un po' più alto, li svuoti e basta, vai avanti. A non andare avanti invece sono i turisti. Secondo gli albergatori, dopo l'allarme di novembre, le disdette hanno toccato il 45%. We were woken up this morning when we heard the alarm. La prende invece con filosofia questa coppia di belgi, stupiti della rapidità del fenomeno, certo, ma in fondo, dice lei, è bastato mettersi gli stivali. C'è il sole e Venezia è bella lo stesso.
gesto è farvi conoscere una bambina. Eccola Emily, la piccola di 7 anni che con il suo gesto di grande generosità ha commosso tutta Italia. Il giorno dopo la devastante scossa di terremoto in Albania, Emily stava facendo colazione prima di andare a scuola. Le immagini della TV, il racconto della mamma le hanno subito fatto scattare il desiderio di rendersi utile nei confronti dei suoi sfortunati coetanei. Con l'aiuto di mamma Veronica ha scritto un pensiero delicato e prima di chiudere la busta ci ha infilato 5 euro. Volevo fargli un aiuto. Ti piacerebbe un giorno andare a conoscerli, incontrarli? Sì. I tuoi compagni cosa ti hanno detto? Che ero stata bravissima. Accanto a Emily la sua bella famiglia, papà, i fratelli Salvo con Ginevra e mamma Veronica. Spero che questo messaggio arrivi soprattutto a questi bambini, perché la piccola Emily l'ha fatto col cuore, non è nulla, è un gesto simbolico, però spero che arrivi soprattutto in questo periodo di Natale. A Palazzo Piloni, al grande lavoro della protezione civile, dell'ANE e della polizia provinciali, Padrina ha riservato parole di profonda gratitudine per l'impegno, la passione, la dedizione e la grande professionalità. A seguire ora per ora il lavoro nella sala operativa il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi. Abbiamo ritenuto necessario e doveroso ringraziare chi si è adoperato in sala operativa per darci una mano. Non abbiamo dimenticato tutti i volontari che erano in giro per la provincia. Vanto e orgoglio della provincia, la grande squadra della Polizia Provinciale sul cui futuro c'è grande preoccupazione. Questa struttura che per noi è fondamentale, un po' un fiore all'occhiello della nostra provincia di Belluno, veramente possa avere un chiaro futuro nel senso di competenze precise, di funzioni che stiamo definendo in accordo con la Regione Veneto. Buon Natale a tutti! E sono davvero auguri speciali questi che ci giungono da parte del piccolo Joe, che oramai è quasi addirittura d'arrivo dopo le operazioni nella clinica della Florida, dove viene tenuto sotto osservazione con continue visite ed esercizi. Ben 3 interventi che, come dice mamma Erika, sono soltanto l'inizio. Il 4º intervento fra poco, più di un anno per un nuovo fissatore. Sta bene, ci fa ancora sapere la mamma. Anche il resto della famiglia passa un Natale più sereno di quello dello scorso anno. Il piccolo lo avevamo lasciato a partecipare ad una maratona, sempre negli Stati Uniti, anche lui con la maglia e il numero impresso, come un campione pieno di vitalità, di voglia di vivere, di vincere, di serenità, quella serenità che è giunta grazie alla vostra generosità che non cessa di manifestarsi. A quegli occhi che mamma Erika fotografa e posta, dedica delle frasi che tutti noi vogliamo fare nostre. E la tua mamma, amore mio, ti promette che costi quel che costi, tra 1000 eventi, ce la farà a riportarti qui. Non puoi nemmeno immaginare quante persone hai fatto innamorare con la tua forza, il tuo coraggio e quella voglia di sfidare i tuoi limiti. E a queste parole ci aggiungiamo anche noi in questa vigilia del Santo Natale 2019, per i tuoi occhi, piccolo Joe, per le tue gambine, per tutto l'amore del mondo che ogni piccolo merita. E allora li vogliamo riassaporare i tuoi auguri. E buon Natale, piccolo Joe. Buon Natale a tutti! Non solo la secolare tradizione del presepe, ma anche l'occasione per riscoprire i tesori nascosti della città. È la Via dei Presepi, un percorso dedicato alle natività monumentali. Dal 27 dicembre al 6 gennaio, partenza dalla chiesa di San Francesco e arrivo alla cattedrale di San Nicolò, passando per Santa Maria Maddalena, Madonna Granda, il Duomo e il vicino Museo Diocesano e per la chiesa di Sant'Agnese. Natività allestite secondo tradizioni diverse, tanto da fare della Via dei Presepi una finestra sul mondo. Una finestra sul mondo, una tradizione italiana, perché la tradizione del presepe nasce nel Lazio con San Francesco nel 1223, però con la Via dei Presepi vedremo presepi veneti ma anche di tutto il mondo grazie all'esposizione del Museo Diocesano. Quindi tradizione ma anche internazionalità. Oltre ai presepi, anche la visita alle opere d'arte custodite nelle chiese cittadine. La Via dei Presepi nasce proprio per far vedere anche l'incredibile patrimonio che è racchiuso nelle nostre chiese. Ricordo sempre che Treviso, per vicende storiche, ha la maggior concentrazione in Europa di chiese con un patrimonio culturale di rilevanza. Quindi all'interno di un'ora di passeggiata si possono veramente vedere delle opere straordinarie, da Palea del Veronese fino agli affreschi del Trecento meravigliosi. Quindi all'interno della brochure
della via, in ogni chiesa poi saranno anche evidenziate le opere più belle da visitare e da gustare. Allungando di poco il percorso sarà possibile visitare anche il presepe dei Vigili del Fuoco, ispirato alla foresta amazzonica e allestito presso il comando provinciale. Per non buttare via nulla il giorno dopo, cosa si cucina, cosa si fa? Beh, io cucino la vigilia pesce, quindi riciclo poco perché viene mangiato tutto. E il giorno dopo preparano altri, quindi ricicleranno loro. Non è il Natale di quando ero piccola, no. E la sua nonna cosa faceva il giorno dopo di Natale per non buttare via nulla? Questo non mi ricordo perché aveva 10 figli. Però non si butta via nulla? No, non si buttava via niente, ma poi facevano tutti in casa, anche mia mamma, tortellini fatti in casa, tagliatelle fatti in casa, facevano tutto, no, era tutta un'altra vita. Di solito noi uniamo più famiglie con gli avanzi di tutti e non si butta via nulla? No. In realtà sono vegetariana, per cui di riciclo ben poco, anche perché la verdura di solito viene sempre tutta finita, per cui diciamo che riciclo più che altro i dolci, ecco quelli sì, panettoni avanzati, pandori avanzati, con quello si può sempre fare qualcosa. Potrei stare a dieta il giorno dopo di Natale, non mangiare nulla, fare un po' meno magari il giorno di Natale, altrimenti un bel pasticcio leggero di verdura è quello che avanza. Io cosa facciamo? Le polpette con il bollito solitamente, noi siamo da Verona per cui si mangia bollito e pearà e si fa le polpette con il bollito, solitamente quello, ecco, noi facciamo quello. Per non buttare via nulla, cosa si ricicla, che ricetta si fa? Oh, mica lo so io, sono ospite tesoro.